Siamo in un momento di grande emergenza educativa e ricevere un riconoscimento per la ricerca sul mondo degli adolescenti, dell'infanzia, dei preadolescenti e il loro rapporto con le nuove tecnologie è sicuramente qualcosa che premia l'impegno e la costanza. Di questo sono molto grato al dottor Giuseppe Raffa, pedagogista, persona impegnata in questa battaglia contro le devianze della rete, contro il cyberbullismo, contro tutto quello che può fare del male ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, mi rende particolarmente felice. Quindi sono contento di ritirare questo riconoscimento domenica 25 giugno perché è un riconoscimento all'impegno, un impegno sociale di cui tutti abbiamo bisogno per cambiare la nostra società, per recuperare un nuovo umanesimo, per scrivere pagine nuove che possano essere a beneficio dei nostri ragazzi. Sapere che per una challenge, per una sfida, perde la vita un bimbo di 5 anni, sapere che ci sono situazioni incredibili e indescrivibili che accadono sulla rete ogni giorno, sapere che i reati legati alle devianze sulla rete sono aumentati a dismisura, tutto questo ci spinge a continuare la ricerca, a continuare questa battaglia, a incontrare i ragazzi, a incontrare le famiglie, a lavorare tutti insieme per mettere a disposizione tutto quello che riusciamo a sapere dalla ricerca e farlo diventare patrimonio comune. Grazie davvero a questo riconoscimento al comitato Ciccio Raffa per voler valorizzare in questo momento molto difficile una figura straordinaria che è quella dell'educatore, che è quella del docente, che è quella dell'insegnante, che è quella del ricercatore. Grazie davvero di cuore.